Nel merito, il disegno di legge sull'anticorruzione assomiglia alla classica montagna che ha partorito il topolino, mancando l'autoriciclaggio, avendo eliminato la concussione per induzione, che è il reato tipico dei pubblici ufficiali e dei politici, avendo ridotto i tempi della prescrizione, non avendo previsto il reato di corruzione fra privati, non avendo reintrodotto il reato di falso in bilancio, che è il presupposto di qualsiasi corruzione, perché da qualche parte i fondi devono essere presi. Ciò premesso, però, tra il topolino e niente, che almeno si dia l'indicazione precisa che una legge anticorruzione si voglia fare, e per questa ragione noi riteniamo che innanzitutto non debba essere ancora riformato in peius al Senato rispetto a quel che è fatto alla Camera, e che comunque si faccia almeno quel che è previsto al Senato senza ulteriormente indebolirlo anche con decreto legge, ma che in realtà bisogna prendere atto che questo Parlamento non riesce a fare un provvedimento anticorruzione che si possa qualificare tale, perché altrimenti metà di questo Parlamento almeno si deve autoarrestare.